Buongiorno, prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ben ritrovati come sempre in diretta con l'informazione dei nostri canali. Sapete che in questo spazio, un'ora e mezza insieme, daremo tutte le notizie che riguardano la nostra regione, non solo, con i collegamenti con le nostre troupe sul territorio. Si parte con questa giornata ancora afosa, sono ancora tantissimi gli accessi al pronto soccorso di anziani e anche lavoratori nelle fabbriche della nostra regione a causa appunto del forte caldo. Diverse le segnalazioni, fortunatamente per ora non ci sono stati episodi gravi e che dunque devono essere segnalati. Sapete che ormai da diversi giorni ci stiamo occupando della morte del povero Alex Marangone. Il teatro è quello dell'abbazia di Vidor e dopo il sopralluogo di ieri del medico legale dei carabinieri, questa mattina è in corso, sta per iniziare una conferenza stampa, un punto stampa presso la Procura di Treviso. Si cercherà di capire che cosa è accaduto ad Alex Marangone. Allora noi partiamo proprio da qui, da questo primo punto, con il collegamento dal Tribunale di Treviso del nostro Christian Arboit. Buongiorno dal Tribunale di Treviso. Pochi istanti inizierà la conferenza stampa del procuratore capo Marco Martani. La vicenda è quella di Alex Marangone, la vicenda che sta tenendo banco ormai da giorni. Conferenza stampa che sarà a porte chiuse. Abbiamo appena appreso che non si potrà entrare con la telecamera. In ogni modo vi terremo aggiornati su tutte le notizie di un caso che sta suscitando tantissimi interrogativi. Qui con me c'è l'avvocato Antonella Tocchetto, che è un volto che voi tutti conoscete. Facciamo alcune considerazioni, avvocato. Ci troviamo di fronte a una vicenda intricatissima dal punto di vista legale e giudiziario. Allora sì, devo dire che io sono tanti anni che faccio politica e anche ovviamente l'avvocato, ma non mi era mai capitato una cosa di questo genere qua. E il Tribunale tutti ne stanno parlando. Sicuramente è un caso veramente complicatissimo, non si capisce se il ragazzo sia stato ucciso, se non sia stato ucciso. Tra l'altro veniamo anche a scoprire, lo dico francamente, di un mondo che non conoscevamo. Chi mai avrebbe immaginato che anche nel nostro territorio ci fossero queste, come dire, incontri un po' così strani, e la cosa veramente dispiace perché è un ragazzo giovane e aveva la vita davanti. Speriamo trovino presto la soluzione al caso. Ecco, quindi vedremo a questo punto quali saranno, se ci sono delle notizie da parte della Procura della Repubblica, perché allo stato attuale c'è un fascicolo per omicidio volontario ma contro ignoti. Bisogna capire quindi se a questo punto ci saranno degli indagati, se ci sono dei sospetti perlomeno. Indubbiamente so che il procuratore della Repubblica sta lavorando veramente da giorni, ininterrottamente giorno e notte. Io veramente mi auguro, soprattutto per i genitori, che venga veramente fuori la verità, e domani, anzi sabato, penso che tutti saremo vicini alla coppia dei genitori, anche se non saremo presenti ai funerali, perché questo caso è veramente terribile e soprattutto, insomma, un ragazzo che di 25 anni muore in questo modo ci fa veramente tristezza a tutti. Speriamo che risolvano presto il caso. Grazie avvocato Antonella Tocchetto. Adesso con Nicoletta Rizzetto andiamo verso la procura e ovviamente vi terremo aggiornati su questa intricatissima vicenda. A voi studio. Grazie al nostro Christian. Dunque inizia il punto stampa in procura, poi a seguire ci ricollegheremo con te Christian per capire se ci sono state delle novità anche alla luce del sopralluogo di ieri, sopralluogo a cui è stata la nostra Daniela Sizia. Vi facciamo vedere il servizio e le immagini. Poco dopo le 9 i carabinieri della scientifica, i militari del nucleo operativo, il pubblico ministero che sta seguendo l'indagine, Giovanni Valmassoia e l'anatomo patologo Alberto Furlanetto sono entrati nel parco dell'abbazia di Vidor. Un'attività importante per cercare di chiarire cosa sia accaduto ad Alex Marangone, come possa essere finito nelle acque del Piave. Sono stati effettuati rilievi fotografici, si sono cercati riscontri rispetto alle versioni fornite dai partecipanti a quell'evento, sentiti più volte dai militari dell'Arma.
Un incrocio di dichiarazioni e prove. È stata perlustrata palmo a palmo sia l'esterno dell'abbazia che l'interno, compresi alcuni sentieri presenti nel parco. Si sono cercate anche tracce biologiche o di sangue. L'attenzione degli investigatori si è poi concentrata sulla terrazza affacciata sul Piave, un'altezza di oltre 10 metri, ma dove sono presenti arbusti e sterpaglia. Potrebbe essere caduto o essere stato spinto da qualcuno? Le ferite sono state tante e gravi, uno sfondamento parziale del cranio, ferite gravissime al torace, emorragie. Tutto quando Alex era ancora in vita. Che cos'è accaduto? La certezza che quando il 25enne si è allontanato dal cerchio era turbato, ha gridato. Cosa lo ha spaventato tanto? Domande, tante, troppe, che ancora non hanno una risposta. Le piste rimangono tutte ancora in piedi. Un'aggressione o una caduta. Alex Marangon è andato a quell'evento per cercare la pace, ma lì ha trovato la morte. Stordito da sostanze psicotrope assunte anche dagli altri partecipanti. Un rituale che avrebbe dovuto essere seguito in sicurezza, ma così non è stato. Il curandero, assieme al suo assistente, si sono allontanati dall'abbazia sapendo che Alex era sparito il mattino seguente e loro sono stati gli ultimi a vedere il 25enne ancora vivo. Loro lo hanno avvicinato. Che cos'è accaduto? Nelle prossime ore la procura farà un punto della situazione cercando di spiegare, almeno in parte, un mistero che ha sconvolto la comunità. Se dovessero essere riscontrate delle responsabilità, dovranno rispondere della morte del 25enne. Intanto rimane aperto il fascicolo con l'ipotesi di omicidio. Servizio della nostra Daniela Sizia, ora a Lonigo, siamo in provincia di Vicenza dove un uomo è morto, ieri si è ribaltato mentre si trovava sul suo trattore che è precipitato da un terrazzamento. Vediamo. Lonigo, sono le 10:30 di sera quando in via Carlo Ridolfi un piccolo trattore si rovescia travolgendo un uomo che purtroppo è morto. La vittima si trovava nella proprietà quando è precipitato con il trattorino da un terrazzamento. I vigili del fuoco, allertati, si sono precipitati sul posto con lo Spisal e i carabinieri che sono impegnati a ricostruire le cause dell'incidente. I medici e gli infermieri del SUEM 118 hanno constatato la morte dell'uomo, un 47enne di Valliona. I pompieri hanno messo in sicurezza il piccolo trattore e illuminato la zona per i rilievi. Dopo il nulla osta, il corpo è stato recuperato. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3 del mattino. È ricoverato in gravi condizioni nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova un bambino di 7 anni di Solesino che la scorsa settimana ha rischiato l'allegamento nella piscina di una casa privata. A bordo piscina c'erano anche i genitori. Vediamo. Lotta per la sua vita da quasi una settimana in un letto della terapia intensiva della pediatria dell'azienda ospedale Università di Padova, il bambino di 7 anni che vive con la famiglia a Solesino. Giovedì pomeriggio della scorsa settimana il piccolo stava giocando in piscina con altri bambini nella casa privata di una famiglia di amici a Vescovana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Il bambino è finito nel fondo della piscina dove è rimasto per interminabili, lunghissimi attimi. Quando se n'è accorta, la mamma si è gettata in acqua. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha provveduto al trasporto del bambino in elicottero all'ospedale di Padova dove si trova tuttora. Della vicenda sono stati informati i carabinieri. Vicino alla famiglia anche il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, che segue passo passo l'evolversi delle condizioni. Ci stringiamo con molto affetto e con il cuore al dolore della famiglia e preghiamo tutti insieme come comunità cristiana affinché il tutto si risolva per il meglio. Sottoposto ad alcuni esami nella giornata di ieri, la famiglia del piccolo avrebbe ricevuto esiti che continuano a tenere accesa la speranza. La comunità di Solesino e della frazione di Arteselle si è riunita in preghiera in questi giorni per il bambino e i suoi genitori. Allora noi restiamo a Padova con la storia raccolta dalla nostra Valentina Visentin, la storia di un vigilantes separato che vive in auto, dice una vita da miserabile, lo sfogo anche ai nostri microfoni, una situazione, una vita di precarietà e soprattutto di grande sofferenza.
Buongiorno da Padova per raccontarvi una storia di difficoltà di un lavoratore. Siamo qui con Leopoldo Socche. Da un mese quest'uomo vive in auto. Lui è un addetto alla sicurezza per una società di vigilanza. Perché vivi da un mese in auto? Allora, purtroppo diciamo che questa situazione è stata creata, è nata 4 anni fa, dopo che mi ero separato con la moglie. Praticamente avevamo evidenziato ai servizi sociali del Comune di Padova appunto questa difficoltà legata soprattutto allo stipendio basso che io percepivo, e praticamente tolti 400 euro per gli alimenti alla moglie, tolta la benzina per venire al lavoro, tolto l'affitto che pagavo io sull'alloggio precedente, praticamente non mi restava nulla, anzi molte volte le spese superavano abbondantemente quello che percepivo. Cosa è successo? È successo che l'anno scorso ho dovuto lasciare l'alloggio dove risiedevo. Fortunatamente un amico mi ha messo a disposizione un locale che non era un'abitazione ma era un locale commerciale in maniera del tutto gratuita, e ho vissuto lì fino a un mese fa. Purtroppo anche lui in cattive condizioni mi ha chiesto di lasciar libero. L'unica soluzione è stata quella appunto di ricoverarmi nella mia auto. È una situazione invivibile, indecorosa. Quello che tu chiedi è un aiuto dai servizi sociali per un alloggio? Sì, noi avevamo chiesto un aiuto ai servizi sociali proprio per avere un alloggio sia per me sia per la moglie, che purtroppo anche loro, la mia ex famiglia, sta attraversando un periodo molto molto duro, perché sono in 4 persone adulte che vivono in una stanza di poco più di 15 metri quadri. È difficile poi in questo periodo anche così di caldo dover vivere in auto, insomma le condizioni sono veramente difficili. Diciamo che è una cosa molto dura affrontarla, anche perché purtroppo per me io ho anche problemi di salute abbastanza complessi. Teniamo anche presente un'altra cosa, purtroppo, e qui non mi vergogno a dirlo, purtroppo ci sono state delle volte, dei momenti in cui ho dovuto saltare anche qualche pasto. Leopoldo, grazie per averci raccontato questa storia a cuore aperto. Cercheremo in qualche modo di capire dai servizi sociali se è possibile poter fare qualcosa. Sì, ecco, io volevo anche dire una cosa in più, nel senso che da un mese a questa parte io sono divenuto a tutti gli effetti un senza tetto. Sono venuto a contatto con questa realtà e purtroppo mi sono preso a cuore, anche se sinceramente nella mia situazione non potrei far nulla anche per le altre persone, però volevo dirvi una cosa del genere. Ho scoperto che secondo l'ultima statistica in tutta Italia ci sono oltre 96.000 senza tetto, e addirittura nel biennio 2022-2023 ci sono stati 710 decessi. Io dico, un paese come l'Italia, una nazione come l'Italia non può permettersi una cosa del genere, una situazione del genere. Io chiedo alle istituzioni, al governo, allo Stato di sanare questa situazione. Andiamo avanti, restiamo ancora nel Padovano, siamo a Conselve per raccontarvi l'ennesimo episodio di violenza in famiglia. È stato allontanato con urgenza da moglie e figli dai carabinieri un uomo che, rientrato in casa ubriaco, ha iniziato a picchiarla, pensate, con un filo elettrico davanti ai bambini. Il punto dalla redazione di Padova. La telefonata di una donna di 36 anni, disperata, è arrivata nella tarda serata di martedì al 112. In lacrime ai carabinieri la donna ha raccontato che il marito era rientrato in casa ubriaco e poi, dopo una lite per motivi banali, aveva preso un cavo elettrico usandolo come frusta per picchiarla davanti ai suoi 3 figli, tutti minorenni.
I militari si sono subito recati nella casa della vittima, che ai carabinieri ha raccontato una storia di violenze e minacce, con tanto di coltello in mano e un ti ammazzo ripetuto. Per tutelare la donna e i figli è scattata per l'uomo, un 43enne di origine albanese residente ad Abano Terme, la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Nel solo 2024 in provincia di Padova i carabinieri hanno arrestato 24 persone, 160 le denunce, 20 le misure cautelari per reati puniti dal cosiddetto Codice Rosso. E siamo a Treviso, Marca Trevigiana, l'omicidio di Canizzano, Vicenza Saracino uccisa da una persona che conosceva il cerchio si stringe sul killer che ha accoltellato la cinquantenne. Vediamo. Vincenza forse quel pomeriggio si è data appuntamento nei pressi della fabbrica dismessa con il killer, una persona che evidentemente la donna conosceva bene, tanto da fidarsi ed incontrarla in quella zona abbandonata e degradata. Gli investigatori hanno acquisito sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso effettuato dalla cinquantenne quel giorno, sia quelle del sistema interno ed esterno al sexy shop nel quale lavorava assieme al marito. Forse in uno di questi fotogrammi potrebbe essere stato ripreso il volto dell'assassino, ma in queste ore si stanno anche analizzando i messaggi e le chiamate presenti nel telefonino della vittima. Potrebbe esserci stato un contatto tra loro poco prima dell'incontro, oppure i due potrebbero essersi messi d'accordo personalmente. Certo è che gli investigatori sono a buon punto. Il killer ha coltellato ben 5 volte al collo Vincenza. Un fendente le ha reciso l'arteria carotidea, non lasciandole scampo. Un litigio, o forse i due, dovevano chiarire qualcosa. Il killer si è presentato alla fabbrica nel luogo del delitto con in tasca il coltello che poi ha utilizzato per ucciderla, arma che non è mai stata trovata. L'assassino se l'è portata via. I carabinieri hanno continuato a sentire numerosi testimoni tra clienti del sexy shop, amici e conoscenti della famiglia. Nota stampa che arriva dai carabinieri, dal comando provinciale di Vicenza, incendi dolosi alle pizzerie, l'ultimo in ordine di tempo, la pizzeria D'Acuti, siamo a Cassola e poi Villa D'Acuti di Rosà. Ebbene, sono arrestati i presunti responsabili dalle prime ore di questa mattina nelle province di Padova, Pavia, Treviso e Venezia. I militari della Compagnia dei Carabinieri di Bassano del Grappa, con il supporto dei reparti dell'Arma del Posto, hanno proceduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un gruppo di 6 soggetti, tra i quali una donna e un uomo italiani, 2 croati, 2 serbi, ritenuti responsabili a vario titolo di 3 condotte delittuose di incendio aggravato. La prima appunto alla pizzeria D'Acuti di Cassola. Si tratta di incendi che venivano appiccati dalla banda. Dunque ordinanza di custodia cautelare, l'arresto, sono ovviamente per i presunti responsabili. Questa sera vi faremo vedere anche delle immagini inedite degli incendi ai locali, alle pizzerie di cui vi stiamo parlando. Parliamo ora invece della sentenza della Corte d'Appello di Venezia in merito ai ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno. Ricordate la storia delle mamme arcobaleno, la battaglia personale del sindaco di Padova Sergio Giordani per consentire ai figli delle mamme arcobaleno di poter avere l'iscrizione nel registro, anche nell'anagrafe dei nomi delle 2 mamme, non soltanto quelle di una mamma, insomma per permettere a questi bambini di avere una famiglia. Ebbene, la sentenza della Corte d'Appello in merito ai ricorsi della Procura di Padova: è stato deciso il rinvio della causa all'udienza del 23 dicembre 2024. Una sentenza a sorpresa, quella emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che non ha accolto i ricorsi della Procura di Padova e del Ministero dell'Interno contro la validità dei certificati di nascita con doppio cognome dei figli delle mamme arcobaleno, ritenendo opportuno che sulla questione si pronunci la Corte Costituzionale. Non la considererei una vittoria, in quanto la Corte d'Appello di Venezia semplicemente ha lasciato in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Lucca 37 casi delle bambine e dei bambini nati a Padova. Quindi ha accantonato
fatto la sua decisione anziché pronunciarsi in sfavore oppure rimandando alla Corte Costituzionale. Pur in assenza di un giudizio sul merito, questo è un altro passo favorevole, anche se piccolo, per le mamme arcobaleno del Veneto, che ora attendono che la consulta si esprima sulla legittimità degli atti anagrafici dei bambini registrati dal Comune di Padova a partire dal 2017. Siamo fiduciosi come sempre, perché noi speriamo che la Corte Costituzionale si pronunci ritenendo incostituzionale la legge 40 e che nega l'accesso alle coppie di donne, alle donne single, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, e confermando in questo modo anche la necessità di proteggere i minori che nascono nelle nostre coppie. La richiesta delle mamme è da sempre quella di una legge. Non esiste una legge che protegga i bambini nati nelle coppie omoaffettive e se si pronuncia la Corte Costituzionale, questa legge dovrà essere assolutamente fatta, come succede in tutti i paesi europei. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che negli anni ha sempre registrato all'anagrafe i bambini figli di 2 mamme con il doppio cognome, ha commentato la notizia. Ho sempre agito nell'interesse di queste bambine e bambini, sempre in coscienza, e come ho sempre detto continuerò a farlo finché un giudice non mi dirà che è contro la legge. Ora attendiamo con grande rispetto il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha concluso Giordani. Questo ci porta ad una ulteriore attesa che però è anche, una speranza che finalmente il pronunciamento della Corte Costituzionale indichi la via e trovi nella Costituzione il motivo per cui il superiore interesse di questi minori e di queste minori stia proprio nel accogliere che quella è la loro famiglia e la loro identità è quella che si sviluppa all'interno di quel contesto affettivo. Quindi attendiamo la Corte Costituzionale e speriamo sempre a fianco delle famiglie omoaffettive. Allora, buongiorno e ben ritrovato Andrea Martella, onorevole segretario del Partito Democratico del Veneto, grazie per averci raggiunto, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Senta, io approfitterei della sua presenza per porle un caso di mala sanità che stiamo raccogliendo in queste ore noi come televisione del territorio, partendo appunto dal raccontarle della segnalazione di una donna che ha denunciato che al marito, a cui sono state diagnosticate delle cellule tumorali, peraltro benigne, ma insomma deve essere sotto controllo, impegnativa per fare una risonanza con e senza contrasto a 30 giorni, datata 1° di febbraio, siamo all'11 luglio, non c'è ancora l'ombra di una visita né di una data. Torniamo a parlare purtroppo delle liste d'attesa in Veneto, sappiamo del programma che è stato fatto anche dall'assessore Lanzarin, qualcosa si è mosso, però non è la sanità. Voi da tempo, no, come Partito Democratico lo denunciate. Ecco, le liste d'attesa ancora sono troppo lunghe, non si riesce a trovare una soluzione a questo problema. Sì, purtroppo sono molti i casi simili a quello di cui lei sta parlando e sono ancora molti cittadini che devono attendere tempi lunghissimi, infiniti, o che non riescono a prenotare una visita specialistica. Questo mettendo in discussione la possibilità di curarsi o potendo decidere di farlo solamente rivolgendosi ai privati e quindi pagando. La Regione ha fatto un po' un'operazione di facciata in questi giorni. Chi chiama riceverà una chiamata, hanno sostituito il galleggiamento col preavviso. Forse si è iniziato a smaltire qualcosa, ma i tempi sono ancora molto lunghi e io penso che bisognerebbe fare un'operazione da un lato di verità e dall'altro di grande investimento per aiutare i cittadini, assumendo più personale medico e infermieristico e attivando un grande piano straordinario per garantire la salute e il diritto alla cura delle persone, abbattendo le liste d'attesa. Senta, secondo lei alla sanità è stato dato ancora troppo poco? Perché poi insomma le regole, le leggi ci sono, un'impegnativa che ha come dire, un termine prefissato per l'erogazione della prestazione c'è e sappiamo che insomma sono regole che devono essere rispettate, non si riesce a rispettarle.
Servono più fondi, secondo lei, segretario? E da dove prendere questi fondi? Dove toglierli? Sicuramente servono più fondi e serve anche una migliore programmazione. Nella Regione Veneto la programmazione nel corso degli anni passati è stata in parte sbagliata e molte delle strutture sono nate con azienda zero fatta nel 2016. Poi la pandemia ha creato altri problemi e non ha nemmeno insegnato molto ai nostri amministratori sul che fare. Ora ci sono molti medici che se ne sono andati dalle strutture pubbliche, spesso perché hanno turni massacranti di lavoro, vanno in pensione o vanno nel privato, e quindi quello che noi diciamo anche a livello nazionale è che ci vuole un investimento superiore in spesa sanitaria in rapporto al PIL, portandolo fino al 7,5%, e questo deve servire per un piano straordinario di assunzione di medici e di infermieri che devono rimanere nel pubblico perché incentivati anche a farlo, e per un piano in grado di smaltire le liste d'attesa che, come ho detto, sono ancora lunghissime se non infinite. È chiaro che ci vogliono delle risorse. Noi abbiamo posto questa legge alla Camera, cioè anche al Senato in questi giorni c'è una gran confusione, è stata rimessa, verrà ricalendarizzata la prossima settimana, ma insomma mi pare che il governo da questo punto di vista non stia facendo le scelte giuste e non ritenga quello dell'investimento sulla sanità una priorità, come invece io penso dovrebbe essere. Fatto vedere il servizio, la storia di un vigilantes di Padova, non so se lei ha avuto modo di vederlo, un vigilantes separato, la storia dei tanti padri separati che nonostante abbiano un lavoro, è il vigilantes dell'Università di Padova, quindi un lavoro assolutamente dignitoso, dorme in macchina perché il caro della vita con lo stipendio che appunto prende non gli consente di vivere in maniera dignitosa. Ecco, anche questo forse uno dei nodi del nostro paese, del nostro Veneto industrializzato, che però poi per gli ultimi non riesce a dare una risposta. Qual è la soluzione secondo voi come Partito Democratico? Dove andare ad intervenire? Sì, lei ha ragione, perché aumentano le diseguaglianze, aumentano il divario tra le persone che hanno di più e quelle che hanno di meno, aumenta anche la povertà, anche nel nostro Veneto, e questo è un caso tipico di cui bisogna tenere in considerazione la portata, perché ha a che fare anche, oltre con situazioni personali particolarmente difficili, con quella che è una retribuzione giusta per il lavoro che si viene fatto. Ora io non conosco specificamente il contratto di questa persona, però quando noi parliamo di salario minimo diciamo che bisogna intervenire per garantire almeno 9 euro di prezzo orario, perché sotto quella soglia si tratta di sfruttamento. Molto spesso queste categorie di lavoratori anche in Veneto hanno un contratto inferiore, molto inferiore a quella cifra, e quindi è chiaro che bisogna intervenire in un contesto generale di protezione dei ceti popolari, delle persone che hanno più bisogno. Bisogna intervenire rendendo il lavoro più dignitoso e quindi meglio pagato, e ho fatto proprio l'esempio del salario minimo calzante su questa persona. E poi, se questo governo taglia agli enti locali, taglia le risorse agli enti locali, così come avverrà nel 2024 con 250 milioni in meno, è chiaro che gli enti locali si troveranno più in difficoltà a fornire i servizi alle persone che hanno più bisogno, e quindi è un cortocircuito che rischia di impoverire ulteriormente la nostra società. Taglia ai comuni, le faccio un esempio, andiamo a Fara di Soligo, Marca Trevigiana, il sindaco denuncia in 4 anni o tagli per 70.000 euro. Sindaco di destra, tra l'altro, insomma. Beh, ma in questi giorni si sono levate le critiche da parte di tutti i sindaci di destra, di sinistra, di rappresentanti dell'ANCI, degli enti locali, perché è un fatto assurdo. Il governo taglia le risorse a chi ha investito nel PNRR, questo è già un paradosso, e taglia le risorse linearmente a tutti i comuni, e quindi i comuni si troveranno costretti ad aumentare le tariffe delle mense,
dei trasporti e a diminuire appunto i servizi sociali, i servizi di protezione. Quindi da un lato si colpiscono i comuni, diciamo, più virtuosi perché hanno investito delle risorse in opere di investimento per le nuove generazioni, per le scuole, per i parchi, per lo sport. Dall'altro si colpiscono i comuni anche nel versante dell'aiuto che possono dare ai più bisognosi. Noi abbiamo chiesto che il governo rinegozi subito questa scelta e temo che non avverrà perché il governo dal punto di vista economico si trova in difficoltà dal momento che dovrà fare una manovra correttiva per rientrare di parecchi miliardi nel corso dei prossimi anni e quindi penso che anche le scelte della legge di bilancio saranno molto impattanti per i cittadini ed è la dimostrazione che poi la realtà è più dura della propaganda. Senta, l'estate, segretario, è sempre tempo di festa dell'unità, che è un momento di aggregazione. Perché la festa dell'unità? Quali sono i temi che porterete ovviamente a questa edizione? Beh, innanzitutto le feste dell'unità sono un'occasione di socialità, di convivialità e anche per organizzare in alcune realtà, le faremo a Ponte nelle Alpi, ad Abano, a Verona, poi di nuovo a Padova, in altre località si stanno organizzando, saranno un'occasione per incontrare le persone, per avere momenti di confronto, non solo con i dibattiti politici che pure organizzeremo con la presenza di tutti i più importanti leader anche nazionali, ma proprio incontrando le persone, ascoltando, parlando. E al centro di questi nostri dibattiti ci saranno sicuramente le cose di cui abbiamo parlato, la sanità in primo luogo, il lavoro, naturalmente parleremo anche di autonomia perché ci arriviamo in una stagione in cui affronteremo anche questo tema, però ripeto saranno soprattutto un'occasione per stare insieme, per testimoniare i nostri valori in un momento in cui lo stare insieme secondo me è molto importante nella nostra società sempre più pulviscolare. Grazie ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico Veneto. Arrivederci Martella, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a voi. Arrivederci. Siamo nel veneziano ora con il nostro Filippo Fois. Venezia come Barcellona, le pistole ad acqua per allontanare i turisti. Vediamo, l'ho visto prima in collegamento, vediamo se riusciamo ad intercettarlo. Eccolo, lo vedo con lo sfondo meraviglioso veneziano, però immagino sotto una calura importante. Filippo, quanti gradi saranno così ad occhio a Venezia? Ma ad occhio e croce diciamo che i gradi saranno almeno 32,5/33, però diciamo che si sentono molto di più, visto che qua c'è anche molta umidità, c'è una percentuale di umidità storicamente importante. Direi che siamo in condizioni di vita ai limiti con la compatibilità per quello che riguarda gli esseri umani, però il flusso di turisti proprio in questo momento ce ne sono pochi, ma non si è mai interrotto. Una volta questa era bassa stagione a Venezia, adesso invece la città continua a essere attraversata da enormi masse. Queste enormi masse, il cosiddetto turismo di massa, io intanto mi avvicino a Giovanni Andrea Martini che è capogruppo di tutta la città, insieme sono sempre tollerate meno, non tanto a Venezia ma in molte altre città come per esempio in Spagna, il caso di Barcellona in cui ci sono state delle manifestazioni molto vivaci in cui si sparava con le pistole d'acqua ai turisti. Stanno iniziando a fare scuole in alcuni punti. C'è da dire una cosa prima di cedere la parola a Martini, che ha guardato con simpatia a quello che è accaduto a Barcellona. Barcellona ha fatto dei provvedimenti molto severi sulle affittanze turistiche che di fatto tra 10 anni a Barcellona non esisteranno più. Qui invece ci troviamo circondati, credo, da 5.000 almeno appartamenti di affittanze turistiche con sempre meno abitanti. Questa sua simpatia, diciamo, verso la protesta di Barcellona li ha attirato anche però diverse critiche, Martini. Assolutamente, è stata una provocazione, logicamente noi non vogliamo armare di pistole ad acqua nessuno, vogliamo però mettere al centro, come è successo, dell'attenzione alla città che sta soffrendo di un turismo incontrollato, di un turismo di massa che sta soffocando la città, e non a caso chi se l'è presa di più di fronte a questa provocazione sono proprio gli amministratori, dall'assessor Venturini a Duin al pseudo candidato sindaco di Fratelli d'Italia Speranzon, insomma
Quindi diciamo che la protesta, o meglio la provocazione, ha sortito l'effetto che voleva. Primo, rimettere al centro l'attenzione una città in grande sofferenza che viene raccontata come una città in cui tutto va bene. Secondo, far capire che la responsabilità di quanto stiamo subendo è precisa ed è di chi ci sta amministrando. Generalmente chi non è di Venezia, e forse ne sa anche poco delle vicende veneziane, dice: ma come voi vivete sul turismo e vi lamentate del fatto che ci sono i turisti? I turisti sono naturalmente, allora innanzitutto Venezia è città accogliente, noi siamo accoglienti, i turisti sono una risorsa in tutti i sensi, sia culturale sia anche economica, ma sono una risorsa che va appunto regolamentata, non può essere una risorsa che viene catapultata sulla città senza nessuna regola. Il tema appunto delle locazioni turistiche ha permesso per esempio che più del 30% degli appartamenti in città sia occupato da residenze turistiche. Questo significa una città vuota all'interno della città vera, e quindi una città senza abitanti è la città destinata a chiudere i battenti, e siccome non vogliamo chiudere i battenti, una regolamentazione delle affittanze turistiche anche retroattiva ci vuole, e un recupero degli spazi per i cittadini è necessario, perché solo una città abitata è una città che si oppone all'overtourism, non certo un ticket che non è servito assolutamente a niente e che è stato un fallimento clamoroso. Ecco, mentre stavamo arrivando qui, siamo in Campo San Polo in questo momento, per fare il collegamento un po' più spiritoso, mi sono fermato in un negozio per acquistare una pistola d'acqua che peraltro non c'erano, non so se le hanno già acquistate per qualcuno che vuole manifestare, e il negoziante, però questo volevo dire a Anna, che i nostri telespettatori, mi ha immediatamente chiesto: ad andare a sparare ai turisti, il che significa, pare che ha aggiunto subito vengo anche a me, il che significa che effettivamente, e su questo chiudiamo, c'è una certa esasperazione oramai sul fatto che, lo diciamo, anche prendere un vaporetto diventa un'impresa, ci sono 40 gradi e siamo in 200 dentro un vaporetto. Sì, diciamo che le condizioni di vita a Venezia sono diventate pesantissime. Il caldo naturalmente fa la sua parte, ma fa la sua parte proprio la disorganizzazione della città. Il fattore trasporti è terribile, perché ci sono appunto la questione dei vaporetti, che poi si somma alla questione dei bus, perché i bus sono stracarichi, perché naturalmente oggi il turista soggiorna spesso a Mestre e quindi abbiamo i bus che si caricano di turisti, e quindi la situazione è veramente difficile. Io direi che per ora da Venezia è tutto. Anna, naturalmente è un argomento di cui torneremo a parlare, ma per ora ti restituirei la linea. Filippo, grazie. Intanto, per completare anche un po' l'incipit del nostro collegamento, do alcuni dati appena pubblicati dall'ANSA, perché nelle prossime ore assisteremo al primo apice della fiammata africana, con massime fino a 42 gradi, 42 in Sardegna, ma nel Veneto sono previsti fino a 38 gradi, Veneto ed Emilia Romagna. Al nord poi tra venerdì e sabato entreranno in scena temporali violenti, sono le previsioni di meteo.it pubblicate dall'ANSA. Ci spostiamo, siamo a Bassano del Grappa con il nostro Mirko Cavallin e il grandissimo lavoro dei nostri amici alpini, che come sempre con le loro mani, il loro tempo, la loro energia sistemano i beni della collettività. Mirko, eccoti, buongiorno. Buongiorno Anna, ben trovati i telespettatori di Antenna 3. Visto che ci siamo, ti do l'aggiornamento anche su Bassano: 32 gradi di temperatura, 40 quella percepita. Fortunatamente qui c'è un po' di brezza della Val Brenta che ci allevia un pochino, allevia soprattutto il presidente della sezione Montegrappa di Bassano, Giuseppe Rugolo, che è vestito di giacca in cerimonia ufficiale, perché oggi alle mie spalle c'è la palazzina comando della sezione della caserma Montegrappa. Siamo nel centro della piazza d'Armi, lavori di ristrutturazione appena conclusi, che sono consistiti in cosa? Abbiamo sostituito completamente l'impianto di illuminazione, portandolo a norma e soprattutto rendendo il consumo ottimale, e abbiamo sostituito intonaci decadenti e sanificato parti murarie che abbisognavano appunto di un ritocco, e tutta la pavimentazione è stata rimessa a nuovo. La parte che voi utilizzerete, o meglio già utilizzate, è quella alla nostra destra, giusto?
No, noi utilizziamo la palazzina comando alle nostre spalle precisamente, e una parte della piazza d'armi che, in virtù di un'assegnazione della Regione del Veneto ancora nel 2014, c'è in atto un progetto di assegnazione definitiva di un'area ben più ampia che comprende tutta la piazza d'armi e la palazzina Fincato qui alla nostra destra. Qui noi facciamo le nostre attività in tempo estivo, e fra 10 giorni, esattamente il 20, sabato 20, arriveranno 80 ragazzi da tutta Italia per far parte di uno dei 13 campi scuola dell'Associazione Nazionale degli Alpini, che vede Bassano sede fin dal primo giorno. In un'altra ala dell'edificio entreranno Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate, nella parte invece a sud ci sarà il nuovo commissariato di polizia. Diceva il presidente Rugolo dei campi scuola estivi, come c'è anche il presidente nazionale dell'Associazione Alpini, Sebastiano Favero. Campi scuola, direi fiore all'occhiello delle penne nere. Beh, direi sì, è una delle iniziative che abbiamo voluto subito dopo il Covid. Siamo partiti con soli 4 campi scuola per capire un po' la risposta dei ragazzi. Oggi sono 13 campi scuola e ci siamo fermati lì con 800 ragazzi, perché la risposta è stata veramente qualcosa di importante. I ragazzi ci sono, la dimostrazione è che anche i ragazzi di oggi, se stimolati, rispondono presente, e questi nostri campi scuola vogliono proprio insegnare ai ragazzi da una parte la memoria e i nostri valori, ma dall'altra la capacità di operare, di essere capaci, e nel momento di necessità di poter intervenire a favore degli altri, soprattutto per gli aspetti della protezione civile, ma anche della nostra sanità alpina. Presidente, siamo nel periodo dei centenari. Nel 19 l'Associazione Nazionale ha fatto il suo centenario, in questo fine settimana Asiago, Gallio, la sezione Monte Ortigara celebreranno il loro, sono nate nel 24. Certamente sì, Asiago è sicuramente una delle nostre sezioni storiche. Asiago vuol dire Ortigara. Ortigara, voglio ricordarlo, 1920, primo raduno degli alpini sull'Ortigara, che per noi è il monte veramente sacro, il Calvario degli alpini. Per la sezione di Asiago, ecco, è un centenario importante, che non è solo della sezione ma anche di 2 gruppi, e quindi un altro momento importante per noi, per trovarci, per fare memoria, e se possibile anche qui per trasmetterla alle giovani generazioni. Ci saranno anche i ragazzi e una rappresentanza dei ragazzi di campi scuola, ci saranno anche i nostri alpini in armi, proprio per far capire l'unità di intenti, la nostra disponibilità, la nostra volontà, come ripeto, di fare memoria da un lato, ma di essere solidali a servizio di chi ha bisogno. Tornando ai lavori, quella caserma Montegrappa, Presidente Rugolo, 200.000 euro della Regione nell'ambito dei finanziamenti per la Dunata Nazionale degli Alpini. Prossimi interventi, magari anche non immediati? I prossimi interventi, in realtà noi attendiamo l'esito definitivo e soprattutto positivo e favorevole di quello che è il progetto di assegnazione in modo definitivo della piazza d'armi e anche della palazzina Fincato, oltre alla palazzina comando, da parte del demanio della Regione e del Dipartimento governativo del Governo per le attività dell'Associazione Nazionale Alpini. Ci sono tanti lavori da fare, tante cose da fare, però le metteremo una in fila all'altra, una dietro l'altra, e come sempre gli alpini le porteranno a termine, e con efficienza, con tempismo, grazie anche in virtù della buona volontà di tutti gli alpini. Qui ci sono ore e ore, migliaia di ore di lavoro dei volontari alpini, quelli che non appaiono mai nelle fotografie, nei servizi fotografici, quelli che sono dietro le quinte, che lavorano sempre, soprattutto credendo nella nostra grande associazione. E allora, col calore degli alpini e il calore di temperatura di Bassano, Anna, con Renzo Regonti restituisco la linea. Buona giornata. Grazie Mirko, grazie, buon lavoro anche a voi, ovviamente ai nostri amici alpini. Ricordo il pellegrinaggio nazionale sull'Ortigaria, il centenario della sezione di Asiago questo weekend, ovviamente evento che la nostra emittente seguirà in diretta a partire proprio dal mattino di sabato, quindi non perdete ancora questo grande appuntamento con le penne nere. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi parleremo di sanità, ancora della non autosufficienza con l'FNP del Veneto. A tra poco. Vita.
Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. Come annunciato siamo in attesa di collegarci con il nostro Christian Arboit. È in corso in questo momento una conferenza stampa in procura a Treviso. Il tema ovviamente è quello della morte del povero Alex Marangon. Si sta cercando di capire che cosa sia successo quella notte all'abbazia di Vidor. Quindi quando avremo in collegamento Christian ve lo proporremo immediatamente per sapere che cosa ha detto il procuratore Marco Mantani. Ma torniamo a parlare di sanità e di non autosufficienza. Come sempre l'FNP della CISL è vicino, così come tutti gli altri sindacati che sono vicini agli anziani e alla nostra popolazione, che ovviamente è bisognosa di cure. Io ringrazio per essersi collegato con noi Giancarlo Pegorario, che è segretario regionale dell'FNP CISL del Veneto. Buongiorno segretario e ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno. Allora, voi avete diffuso una nota stampa perché, come sempre, quando la Regione si muove con delle iniziative per gli anziani, per la non autosufficienza, voi vigilate per capire se si tratta di iniziative che possono, anche insomma alla luce di tutte le persone con cui voi venite a contatto quotidianamente. La decisione della Regione è quella di utilizzare i fondi dell'Europa, il Fondo Sociale Europeo per la non autosufficienza, ma pare che siano fondi che raggiungono soltanto poche persone, invece la platea di persone che voi conoscete è molto molto più ampia. Ci può spiegare qual è il problema e di che cosa ci sarebbe bisogno oggi? Allora, il presupposto è questo, noi come dire, partiamo da una legge che è stata la legge 33 sulla non autosufficienza nazionale, che poi è stata ripresa col decreto legge del 15 marzo del 2024, pochi mesi fa. Qual è il presupposto? Il presupposto è che dentro ci sono tutti i contenuti di cui noi possiamo avere bisogno, ma questa legge non è finanziata e, come ben sappiamo, come tutte le leggi, quando non sono finanziate sono teoricamente riportate. Detto questo, quindi, per dire cosa? Per dire che qualsiasi provvedimento noi abbiamo visto in questi periodi, in questi anni, sono provvedimenti certamente anche utili, interessanti, ma sono provvedimenti spot, non c'è una coordinazione, non c'è soprattutto una strutturazione che legga il problema vero che è scoppiato qualche anno fa, ma che nei prossimi anni sarà molto molto pesante. Detto questo, allora, il ragionamento fatto dalla Regione, noi dal punto di vista del principio lo condividiamo, è un intervento che va a incidere su quelle che sono le problematiche dei nostri anziani. È evidente che è un provvedimento, come si diceva prima, non strutturato, per cui è sperimentale e riguarderà purtroppo una platea che si aggira intorno al 4% di chi ne avrebbe veramente bisogno. Cosa vuol dire? Vuol dire che in termini di numeri noi in Regione abbiamo 328.000 circa anziani assistiti e questo provvedimento sperimentale per un paio d'anni riguarderà 12.500 persone. Non solo, ma il provvedimento in sé, ripeto, che può essere positivo in quanto sperimentazione, dà anche un aiuto di circa 400 euro, così dice la Regione, e che è certamente utile, però raggiunge pochissima gente. In più c'è un meccanismo che sarà, come dire, proposto di valutazione, che è un meccanismo che alla fine prevede che sia la persona che richiede questo intervento. Ora noi proviamo a immaginare che certamente abbiamo persone assistite anche dai familiari che come dire, riusciranno a entrare in questo meccanismo e nella conoscenza di questo bando, ma avremo persone che faranno difficoltà ad usare i sistemi informatici, a conoscere davvero questa materia. Quindi la preoccupazione è un po' questa, insomma.
pur sapendo che non si può chiedere la luna nel pozzo, ma è evidente che noi chiediamo alla Regione uno sforzo in più perché le rette davvero delle case di cura sono elevatissime e davvero sono elevatissimi anche i costi di chi ha la badante in casa, la protezione in casa. E, da questo punto di vista quindi chiediamo che ci sia di più, sapendo che attingendo ai fondi, come dire, europei, sono fondi consistenti e quindi noi pensiamo che si possa fare di più. Esatto, con tutti questi soldi, no? I soldi che arrivano dall'Europa, si può fare di più e raggiungere non solo il 4% della popolazione anziana non autosufficiente, ma una platea più grande. Lei ha sollevato il tema dell'accessibilità alle risorse. Quanti sono gli anziani isolati che spesso magari vengono a sapere di certe iniziative solo perché magari guardano ad esempio Antenna 3 e noi diamo loro delle informazioni o perché arrivano i vostri sportelli? Possiamo immaginare che tante iniziative o risorse che possono essere date agli anziani non sono conosciute in maniera adeguata, che l'aiuto per le popolazioni in difficoltà non è sempre così accessibile? Di sicuro le esperienze del passato ci dicono che molte iniziative, risorse, provvedimenti non hanno raggiunto tutte le persone, e questo certamente non per cattiveria di qualcuno, ma semplicemente perché i meccanismi proposti sono astrusi e sono molto burocratici. Io mi sento di dire che abbiamo sostanzialmente la conoscenza anche attraverso i dati dell'INPS piuttosto che di altri enti pubblici. Abbiamo una conoscenza perfetta di chi sono i nostri anziani, di dove sono, di cosa fanno e soprattutto di quelli che sono assistiti e che hanno bisogno di assistenza. Io credo che si possa provvedere, non dico in maniera automatica, ma quasi a questi interventi proprio perché la gente è conosciuta. Senta, tra l'altro la popolazione sta invecchiando, quindi la platea della non autosufficienza è comunque destinata ad allargarsi. Non possiamo immaginare che, come dire, nella pianificazione regionale non ci sia questa consapevolezza. E guardi, lei certamente ha fatto la domanda delle domande e la storia dell'invecchiamento della popolazione è vecchia di 20 anni, però va detto molto chiaramente che la politica in senso generale ne ha parlato tanto, ma ne ha, come dire, poi affrontato pochissimo le conseguenze. Noi avremmo problemi grandissimi perché non abbiamo, come sappiamo, le nascite, abbiamo gli anziani che invecchiano. È vero che si spera che invecchiamo meglio, ma è anche vero che ci saranno più anziani con patologie. Il rischio vero è che continuiamo a parlarne, ma non continuiamo a investire in maniera strutturale, e questo sappiamo bene tutti ormai, perché gli studi ci sono da decenni che dobbiamo farlo, e lo si fa se c'è una vera volontà di tutti i soggetti politici e anche sociali. Senta, come si accede a questi fondi che vengono messi a disposizione attraverso il Fondo Sociale Europeo? Cosa bisogna fare? Allora, guardi, la comunicazione della Regione al momento è quella che attraverso l'Azienda Zero sarà predisposto un supporto delle ULSS che proporranno i requisiti di una cosiddetta valutazione SVAM, cioè la scheda per la valutazione multidimensionale dell'adulto e dell'anziano. Poi c'è un punteggio che non deve essere inferiore ai 70 punti e naturalmente l'ISEE sociosanitario inferiore a 40.000 euro. E lei capisce che già questo presuppone che una persona sia in grado non solo di collegarsi, ma, come dire, di farsi supportare. Ora è evidente che noi, le strutture dei patronati, tutti i sindacati e quant'altro supporterà queste persone, ma
noi non raggiungiamo tutti ovviamente, e quindi il problema è legato, ripeto, alla, come dire, complessità di come fare queste cose. E cioè sostanzialmente bisognerebbe, come dicevo prima, che non fosse un onere della persona richiedere, ma siccome gli enti preposti ormai ci conoscono a menadetto, potessero intervenire per esempio loro. Questo è il senso. L'ultima battuta è legata al passaggio sulle case di riposo, le rette delle case di riposo. So che voi come AFNP battete molto su questo tasto perché c'è un sacco di popolazione anziana sola che rimane fuori dalle liste perché non sono accessibili e, come lei diceva, le badanti sono care, molto spesso vengono prese in nero proprio per risparmiare qualcosina. Ecco, anche qui abbiamo una percentuale di popolazione che come dire, dovrebbe essere raggiunta da nuovi aiuti. Popolazione anziana. Guardi, sarebbe persino banale che io dicessi solo sì. Il problema vero è che i costi di una casa di riposo piuttosto che di una badante oggi sono certamente giustificati e giustificabili, ma sono troppo alti per la media delle pensioni che vengono erogate ai nostri 1 milione e qualcosa di pensionati. Punto. Questo è il problema. Quindi delle due l'una: o si incide o si rimette in moto un senso di sanità universale che raggiunge tutti, non ci deve essere nulla di gratuito a prescindere, ma per esempio si deve immaginare che la pensione di un anziano sia quel contributo che quell'anziano può dare. Ecco, a mo' di proprio di principio, insomma. Giancarlo, avete in mente come dire, sindacati dei pensionati qualche iniziativa anche unitaria? So che voi insomma ne fate tante. Io posso dirle questo: c'è un testo nazionale unitario che legge la famosa legge che citavo all'inizio, cioè il decreto legge ultimo, dove diciamo la nostra posizione, le nostre opinioni. Certamente dal punto di vista regionale noi ci parliamo insieme, perché i problemi degli anziani sono uguali per tutti e per qualsiasi sigla sindacale. Noi abbiamo un tavolo permanente in regione, questo va riconosciuto, va detto, che ci permette di dialogare, di monitorare, di essere informati. Chiaramente non sono problemi difficili, noi speriamo che la regione continui ad ascoltarci, ci dia il modo di mettere in campo anche le idee che vengono dalla nostra parte, insomma. Grazie Giancarlo per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, segretario regionale FNP CISL del Veneto. Noi siamo in attesa di collegarci con il nostro Christian Arboit. So che la conferenza stampa in procura è terminata da pochissimo, quindi tra poco avremo tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo il servizio appena realizzato dalla redazione di Padova, un ragazzino in Sudafrica in vacanza è stato morso, pensate, da una foca, ha dovuto fare la vaccinazione antirabbica. Ascoltate questa storia. Un caso più unico che raro, quanto accaduto ad un minorenne padovano che è stato morso da una foca durante una vacanza in Sudafrica. Una volta rientrato in Italia è stato sottoposto alla profilassi antirabica dall'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'USL 6 Ugane. Il minore era stato morso dalla foca durante un'escursione fatta 3 settimane fa in un parco faunistico. Nello stesso periodo sulla costa sudafricana era stata rinvenuta una foca morta risultata positiva ai test per il virus della rabbia. Arrivato in Italia è scattata la profilassi d'urgenza in collaborazione con l'ospedale di Cittadella. Esiste la possibilità di vaccinarsi anche post esposizione con 4 dosi e con la prima dose si danno anche delle immunoglobuline e poi diciamo possibile vaccinarsi anche per esposizione, ovviamente soprattutto per le persone che vanno in contesti ad alta endemia oppure in zone agricole
o forestali. L'USL Euganea, allertata dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto, sta monitorando attentamente il caso, che è molto raro in letteratura. La profilassi prevede la somministrazione del vaccino antirabico e di immunoglobuline solo per chi viene morso, non per i familiari, in tutto 4 dosi. Nell'ultimo mese altri 2 residenti in provincia di Padova sono stati sottoposti a vaccinazione antirabica dopo essere stati morsi da 2 cani randagi in zone estere endemiche, a Bali e in Bolivia. Come igiene pubblica, come Dipartimento di Prevenzione, è quello di raccomandare caldamente intanto dei comportamenti da parte dei nostri cittadini che in questo periodo, soprattutto di vacanze, vanno anche all'estero, è quello di non avvicinare gli animali, soprattutto gli animali non conosciuti, i randagi, stare alla larga, diciamo, è se volete un suggerimento semplice ma di grande efficacia. La rabbia è una malattia pericolosa e mortale che non si vede da anni nel nostro paese. Gli ultimi casi risalgono a circa 10 anni fa. Allora, il servizio della redazione di Bassano del Grappa, l'operazione dei carabinieri di cui vi parlavamo, in testa a questa edizione del telegiornale con le 6 esecuzioni di ordinanza di custodia cautelare per gli incendi dolosi, arrestati i presunti responsabili. Facciamo il punto e c'è anche un video. Aveva assoldato un uomo per organizzare 3 attentati incendiari ai danni di 2 pizzerie di Rosà e Cassola come forma di ritorsione nei confronti degli attuali gestori ai quali aveva ceduto l'attività con un contratto di subaffitto d'azienda. Il rapporto però era sfociato in disaccordi di natura economica e quindi il 61enne di Bassano, finito nel mirino dei carabinieri, aveva deciso di affidare a un coetaneo croato residente in provincia di Treviso l'organizzazione degli attentati incendiari che avevano colpito la pizzeria e ristorante Dacuti di Cassola e Villa Dacuti a Rosà. Tutte le azioni erano avvenute a gennaio di quest'anno e secondo gli inquirenti sono state messe in atto dalla stessa mano, quella di un croato di 57 anni residente nel Pavese. L'uomo era stato accompagnato alle pizzerie da un 39enne serbo che vive a Mestre e da una 36enne trevigiana e in uno dei 2 blitz anche da un 31enne serbo già detenuto nella casa circondariale di Venezia per altri motivi. Le indagini sono proseguite per mesi e nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto a dare esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura. L'azione dei militari è scattata fra Padova, Pavia, Treviso e Venezia nei confronti delle 6 persone ritenute a vario titolo coinvolte nel triplo attentato incendiario. Per il 61enne bassanese ritenuto essere il mandante, per l'organizzatore e per l'autore materiale è scattata la custodia cautelare in carcere. Per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli attentati incendiari, dei quali solo 2 riusciti effettivamente, avevano scosso il bassanese e creato enormi problemi ai gestori dei 2 locali. Villa Dacuti infatti era stato reso inagibile dalle fiamme e i danni erano stati molto ingenti. Allora è pronto Cristian Arboit, appena uscito dal punto stampa in procura a Treviso. Allora andiamo subito da lui. Eccoci Cristian, allora faccio un po' il riassunto di quello che è emerso. Buongiorno Anna, buongiorno da parte anche di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. È finita da pochi minuti questa conferenza stampa, questo punto stampa informale particolarmente corposo tenuto dal capo procuratore Marco Martani. Chiaramente la vicenda è quella di Alex. Vi dico subito che non ci sono novità eclatanti, non ci sono indagati, il fascicolo aperto resta per omicidio volontario contro ignoti, non ci sono particolari sospetti né sospettati, anzi rientra in ballo, ritorna sul tavolo dell'indagine l'ipotesi della caduta accidentale. Perché questo, Anna? Perché nella giornata di ieri, con il sopralluogo di ieri, non sono stati trovati elementi utili che corroborassero la pista dell'aggressione. Di fatto dopo un giorno di sopralluoghi non sono stati trovati elementi utili che potessero appunto portare alla mattanza che invece sarebbe suggerita dall'autopsia eseguita nei giorni scorsi. Quindi cosa succede? Succede che si continua a indagare ovviamente per omicidio, perché l'ipotesi resta, ma si ritorna anche all'ipotesi originaria, appunto quella della caduta accidentale, magari non volontaria, non il gesto estremo, ma una caduta accidentale. Quindi è giallo, è profondo giallo. Siamo usciti noi tutti cronisti con ancora più dubbi
dubbi rispetto a quelli che avevamo fondamentalmente. È così, Paolo Calia del Gazzettino? Sì, devo dire che è una conferenza stampa che forse doveva dare qualche certezza, in realtà ha riportato a galla tanti dubbi che pensavamo ormai superati in questi giorni. La certezza dell'omicidio, dell'aggressione non c'è più. Il procuratore Martani ha confermato che il fascicolo resta aperto per omicidio volontario a carico di ignoti, però ha anche precisato che non vengono escluse altre possibilità, e per questo domani mattina è stato ordinato un secondo sopralluogo all'abbazia per esaminare i 15 metri di scarpata che dal terrazzamento del parco arrivano fino al Piave. Che non sono proprio a strapiombo, c'è da dire anche questo. Sì, non sono a strapiombo, però sono una scarpata che va giù in maniera abbastanza ripida, coperta da alberi, cespugli che possono far sorgere qualche dubbio. Il procuratore Martani dice: dobbiamo capire se un corpo che cade attraverso quel bosco possa riportare ferite compatibili con quelle trovate su Alex, comprese le ferite mortali alla testa, le fratture che ne hanno provocato la morte. Ecco, ricordiamo il cranio parzialmente sfondato, poi le costole, numerose costole rotte, lesioni sulla schiena, quindi inizialmente appunto sembrava una mattanza, il prodotto di una mattanza, di una vera e propria aggressione. Ieri non sono stati trovati elementi utili, quindi si dice proviamo a vedere se davvero quelle ferite così profonde, così diversificate, così eterogenee possono essere compatibili con un rotolamento rovinoso, una caduta rovinosa attraverso gli alberi, appunto dalla piattaforma fino al Piave. Sarebbe comunque una caduta rocambolesca, insomma, va spiegata. Sì, sarebbe una caduta che comunque andrebbe spiegata, anche perché la terrazza non è che dà proprio a strapiombo sul dirupo, c'è una muretta di sicurezza, quindi in ogni caso Alex ha dovuto superarla da solo perché è inciampato, perché è stato spinto, questo non si sa, e questa dinamica cambia notevolmente poi l'ipotesi di reato e la causa della morte, quindi anche questo dovrà essere chiarito. Di certo è che secondo me, ma l'idea siamo fatta tutti, è che ieri i carabinieri siano andati a fare un sopralluogo nel parco quasi con la sicurezza, la certezza di trovare degli elementi utili per confermare l'ipotesi di un'aggressione anche violenta. Evidentemente non hanno trovato nulla e non sono stati in grado ieri, per mancanza di strumenti, materiali, attrezzature compatibili, di esaminare la scarpata, per cui è necessario scendere con delle imbracature, e hanno rinviato, e quindi la procura ha deciso di rinviare a un secondo sopralluogo. Vedremo se si scoprirà la traiettoria del corpo, se veramente Alex è caduto da quella parte. Hai utilizzato il termine giusto, traiettoria. Domani ci si concentra proprio sulla traiettoria del corpo, se davvero poi è caduto dalla piattaforma verso l'acqua in quella che è una scarpata, sì, ma non a strapiombo, quindi restano aperti 1000 interrogativi. Quindi se un soggetto, anche volendo, si buttasse o comunque scappasse da qualcuno o qualcosa e finisse appunto sul Piave, significherebbe anche prendere una determinata rincorsa. C'è anche questo elemento. Sì, e superare di un balzo quantomeno una muretta di protezione che c'è, non è altissima, però insomma è quelle di murette di sicurezza, per cui insomma la prima cosa che fai non è certo cadere, devi insomma da avere una spinta o uno sforzo che ti porta a superarla, ecco. Assolutamente. E l'altro elemento, l'ultimissimo, Anna, ma questa sera metteremo tutto in fila, il ruolo dei due curanderi. Non si è ancora capito fondamentalmente, ma non l'abbiamo capito noi, sicuramente gli inquirenti lo sanno e non ce lo vogliono far sapere, è evidente, ma fa parte delle inchieste. Questi due curanderi, se siano stati sentiti o meno dagli inquirenti, questo non l'abbiamo ancora capito. Di certo gli inquirenti sono tranquilli, sanno probabilmente dove si trovano questi due curanderi. Lo stesso Martani ha parlato di suggestione, insomma ha detto non fatevi suggestionare troppo da queste due figure, o sbaglio? Ha detto proprio così. No, ha detto esattamente così, non fatevi suggestionare da queste due figure sciamaniche, curanderi, insomma, su cui si è scritto tanto, e tanto anche si vede da parte dei loro social. Però dobbiamo attenerci ai fatti ci dicono che in questo caso non c'è nessun indagato, men che meno i due curanderi, che tutti dicono essere stati gli ultimi ad aver visto Alex in vita, i
primi ad andare a cercarlo e i primi a tornare da soli ad avvisare tutto il resto del gruppo che Alex era scomparso. E i primi ad andarsene quella mattina, questo è il tema. I primi che poi si sono dileguati nel nulla domenica mattina, questo senza nessun intento accusatorio che altro, solo lo riportiamo insomma, e questo lo ha fissato come punto anche Martani. Sì, il procuratore ha detto che domenica mattina, quando è stato dato l'allarme, quando è arrivata la prima pattuglia dei carabinieri, i 2 curandelli non c'erano, quindi molti probabilmente erano già andati via. Bisogna dire che non avevano nemmeno l'obbligo di esserci, nel senso che era un caso di una persona scomparsa, non c'era nessun delitto, nessun sequestro, nessun obbligo di aspettare le forze dell'ordine, nessun obbligo di essere sentiti, semplicemente sono andati via come era nel loro libero diritto a farlo. Però ovviamente restano un grosso interrogativo per capire cosa è successo quella sera. Gli investigatori sono assolutamente tranquilli perché dicono che nel momento in cui la procura cercherà di sentirli, loro sanno esattamente dove andare e come rintracciarli, quindi insomma mi pare che ci sia una palese tranquillità da parte di tutti su diciamo che meno tranquilli sul ruolo di questi 2 curandelli l'hanno detto espressamente i familiari del povero Alex, il papà Luca, la mamma Sabrina, insomma anche ieri sera insomma si sono soffermati parecchio nel corso della trasmissione, chi l'ha visto, sul ruolo di questi 2 soggetti, senza lanciare accuse, ma chiaramente è un ruolo che va definito. Sì. Paolo, io ti ringrazio davvero per il supporto. Paolo Calia del Gazzettino. Per il momento Caran è tutto dal Tribunale di Treviso. Questa sera torneremo ovviamente con tutti i dettagli su questo caso che sta chiaramente scuotendo la marca trevigiana e non solo. A te la linea. Grazie a voi, a te Cristian, al collega del Gazzettino Paolo Calia. Pochissimi secondi di pubblicità, poi qui in questa sede parleremo di come la transizione e l'innovazione stanno modificando, trasformando il mondo dell'artigianato, dai materiali che vengono utilizzati in edilizia ai tessuti, e lo faremo con chi ci ha raggiunto in studio, Filippo Fiori, referente dell'area economica e competitività di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno Filippo. Buongiorno. E con Daniela Zanellato, che è la presidente della comunità Carpenteria Serramenti per l'edilizia, sempre di Confartigianato. Buongiorno Daniela, grazie a lei. Tra pochi secondi, come si sta trasformando, come sta cambiando il mondo dell'artigianato. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, come detto, il mondo dell'artigianato, puntiamo un po' i riflettori e partirei proprio con lei Filippo Fiori, che è referente area economica e competitività di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, come la nuova transizione green, il nuovo corso legato un po' alla sostenibilità sta trasformando il mondo artigiano, soprattutto sulla base dei materiali, dei tessuti, insomma, che l'artigiano va a lavorare. Questi cambiamenti in atto come si possono raccontare? Allora, gli artigiani e tutte le microimprese naturalmente sono noti per essere dei grandi, parlo in particolare della manifattura naturalmente, dei grandi trasformatori, quindi sono le lavorazioni naturalmente quelle su cui mettiamo sempre al centro normalmente quando parliamo di un prodotto artigiano. E ovviamente la competenza nel sapere appunto trasformare, quindi sia progettare che poi realizzare un prodotto, è assolutamente centrale. Altrettanto importante però è sempre la scelta naturalmente delle materie prime. Allora è più immediato quando parliamo di agroalimentare, magari lo è meno, diventa certamente più tecnico, quasi più da specialisti, ma negli ultimi anni forse abbiamo avuto anche gli spunti, le occasioni per approfondire anche come cittadini, come consumatori questi aspetti. Lo è un po' meno quando magari parliamo di prodotti da un contenuto, appunto, anche se si tratta di beni di consumo, magari un po' più difficile anche da comprendere, e quindi parliamo per esempio delle calzature, del sistema moda, del tessile abbigliamento, in cui però negli ultimi anni c'è stata, anche per effetto di una pressione normativa comunitaria in primis, un'accelerazione sul fronte delle caratteristiche dei materiali in chiave di innovazione, che vuol dire oggi sostenibilità. Questo vale anche naturalmente per i beni che non sono beni di consumo in senso stretto, quindi per tutto il sistema casa. Possiamo anche immaginare che questo sia dovuto a una richiesta, no, del pubblico, dell'utente finale, che è diventato più sensibile, più consapevole di certe tematiche? Assolutamente sì, il dibattito pubblico si è sicuramente concentrato su questi aspetti, e quindi il cittadino, il consumatore dedica certamente nella sua fase di ricerca una certa attenzione
perché si tratta di una sostenibilità che non è meramente ambientale, ma è chiaramente anche sociale ed economica. Quindi quando ragioniamo su questi 3 aspetti ci si sente toccati non solo per l'impatto che si genera chiaramente sull'ambiente, ma anche per l'impatto sociale, nel territorio in primis nel quale si vive, e chiaramente anche dal punto di vista della durabilità, no, dei prodotti che si utilizzano, appunto della casa in cui si vive. Anche questo è un elemento che fa parte della sostenibilità ed è al centro dello sforzo delle aziende. Senta Filippo, questa rivoluzione nasce anche dopo un periodo, noi ce ne siamo occupati tantissimo come giornalisti, in cui si gridava all'aumento delle materie prime, no? Cioè lo scenario geopolitico, le guerre, tutto quello che sta accadendo, l'inflazione, materie prime schizzate. Possiamo immaginare che questo sia il piano B, no? Anche del mondo artigiano? Assolutamente sì, il costo, appunto l'impennata dei prezzi delle materie prime, che poi si è declinata in varie fasi, non solo in un mero aumento di costo, ma soprattutto in una difficoltà e a tratti un'impossibilità di approvvigionamento. Di reperimento proprio. Esattamente, quindi c'è anche chi giustamente dice ma io sarei anche riuscito o avrei modificato anche alcuni aspetti nei miei processi in modo tale da riuscire ad assorbire anche determinati costi, ma il tema è che non riuscivo ad avere materialmente le materie prime di cui necessito. Quindi è proprio così, si è modificato anche l'atteggiamento della ricerca, appunto i processi di ricerca delle materie prime, ed è diventato centrale sicuramente ripensare l'intero ciclo di vita del prodotto fin dalla progettazione e quindi considerare naturalmente anche un approvvigionamento di materie prime seconde, come si dice, e quindi tutto il tema del riciclo e dell'economia circolare. Proviamo ad accendere i riflettori ad esempio sulla casa, di cui si è parlato tanto perché la rivoluzione, il super bonus a livello di incentivi probabilmente ha cambiato anche il modo di vedere, di concepire la propria casa e anche il valore peraltro, no? Soprattutto perché la classe energetica è diventato un punto di forza quando si va a valutare una casa. Allora Daniela Zanellato, come presidente della comunità Carpenteria e Serramenti, una casa è sostenibile quando? Una casa è sostenibile, forse è meglio che ce lo ripetiamo un po'. Una casa è sostenibile nel momento in cui utilizza materiali sostenibili, quindi materiali che sono riciclabili, duraturi, provenienti da fonti rinnovabili. Quando utilizza energie rinnovabili, l'abbiamo sperimentato tutti, il sole che è una delle nostre energie principali, quindi pannelli fotovoltaici, solare termico, quando utilizza impianti di illuminazione intelligente, la famosa casa smart, quando utilizza elettrodomestici intelligenti e a basso consumo. Una casa deve essere poi isolata nelle sue pareti esterne, le pareti verticali diventano fondamentali, così come il tetto. E qui ci siamo fatti una grandissima esperienza su quello che sono i cappotti, i serramenti, che sono un altro tema fondamentale dell'isolamento. Una casa poi sostenibile è una casa che non ha sprechi. Tutto questo messo insieme ha creato due effetti che abbiamo tutti potuto vedere e che è il benessere abitativo, il risparmio delle bollette. Il risparmio in bolletta è diventato la cosa più tangibile, più veloce da capire e quella che il cittadino finale, che è utente poi finale della casa, ha sperimentato in questi mesi. Al di là delle storture degli incentivi, in particolare del 110, dobbiamo sicuramente riconoscere a queste azioni politiche di aver creato una coscienza su quello che è il benessere abitativo. Questo glielo dobbiamo riconoscere perché non è più un tema marginale, non è più un tema da salotto o da sognatori del green, è diventato un tema molto molto concreto che poi abbiamo sperimentato tutti. Chi poco, chi tanto, chi con il 110, chi col 50, chi ha comunque fatto qualsiasi piccola azione nella propria casa è diventato un utente che ha pensato al risparmio energetico. In questa sede abbiamo ospitato il presidente nazionale degli agenti immobiliari, no? Che andava a raccontare come il mondo casa sia cambiato e anche ovviamente il prezzo al metro quadro delle nuove case è cambiato. Però poi entrando un po' in profondità lui chiaramente diceva: è vero, i prezzi sono molto più alti, oggi comprare una casa costa di più, però
c'è un risparmio in bolletta anche di 200 euro al mese, è corretto? È correttissimo. Io questo cerco di farlo sperimentare anche in azienda quando si parla di serramenti. Scegliere un vetro piuttosto che un altro, un profilo piuttosto che un altro, imparare che non tutte le lastre vanno bene in tutta la casa, che possiamo utilizzare trattamenti dei materiali, in questo caso del vetro, diversi se la finestra è esposta a sud, a nord, se è imbattuta al sole oppure all'ombra. Cioè, tutta questa conoscenza ci ha insegnato a fare delle case molto performanti. Certo che costano un po' di più all'inizio, ma poi nel tempo abbiamo i due effetti che dicevamo prima: ci stiamo bene dentro e risparmiamo, perché abbiamo sempre pensato agli incentivi come all'unico risparmio che avremo. In realtà no, non è così, perché il vero risparmio è quello che dice sto bene e spendo poco. Sto bene e spendo poco lo capiamo tutti ed è passato come cultura. Ecco Filippo, cultura, no? Allora, per arrivare ad una consapevolezza di questo tipo serve in qualche modo un po' modificare la cultura. Voi come associazione di categoria state lavorando molto su questo, parliamo di case ma parliamo anche di moda, insomma sono tantissimi settori in cui di fatto l'innovazione è entrata in maniera importante. Sono innovazioni accessibili? Allora, anche in questo campo, anche nel campo appunto della sostenibilità, l'accessibilità, diciamo, delle innovazioni dipende da quanto si è supportati e inseriti all'interno chiaramente di un network e quindi di un sistema che permette di andare non solo a reperire delle informazioni ma a utilizzare dei filtri naturalmente per poter accedere alle informazioni di qualità e oltre all'informazione poi avere un accompagnamento per individuare le soluzioni più adatte per le proprie esigenze come singola azienda, che siano appunto economicamente accessibili ma permettano di avere un impatto, quindi un beneficio effettivo nell'attività aziendale, quindi garantiscano un ritorno su questo investimento naturalmente in tempi ragionevoli. E questo è il ruolo dell'associazione di Confartigianato, proprio nel diffondere questa cultura e quindi di creare tutte le opportunità e le occasioni per le imprese associate di informarsi e di conoscere, entrare quindi in contatto con i professionisti e tutte le agenzie e le società che possono dare questo tipo di supporto. Ne va della competitività di un'azienda, lei che insomma, è responsabile anche dell'area competitività, onestamente chi non inizia questo percorso rischia di restare davvero indietro? Il tema è questo, è proprio questo, cioè restare indietro e per chi lavora all'interno di filiere anche piuttosto lunghe e complesse rischiare di essere di fatto tagliati fuori e quindi in un primo momento si può anche pensare di accantonare il tema e di poterci ripensare poi quando si avrà un po' più di tempo, un po' più di risorse, ma poi è troppo tardi quando ci si rende conto che ormai si è perso il treno, qualcun altro si è meglio posizionato sul mercato e quindi ha chiaramente sottratto anche delle quote e quindi è fondamentale avere in tempo tutti gli elementi necessari per valutare come procedere. Poi ciascuno si sceglie naturalmente la tipologia e anche il percorso in base anche ai propri obiettivi, prima di tutto naturalmente alle proprie necessità. Allora Daniela, qui sorge anche un po' il tema delle competenze, no? Abbiamo imparato a lavorare in maniera diversa, con materiali diversi, la sensibilità è diversa. Come siamo messi dal punto di vista delle competenze e delle risorse umane per riuscire a cavalcarlo tout court questo cambiamento? Guardi, il 28 maggio scorso l'Unione Europea ha approvato la legge sulle case green. Ogni Stato membro ha tempo 2 anni per adeguarsi a questa normativa. In realtà, e ci pensavo in questi giorni, le nostre aziende sono molto più avanti della politica perché da anni si stanno preparando a questo, perché il tema della sostenibilità, del risparmio energetico, noi lo cavalchiamo da ben prima del 110, da ben prima di altri incentivi perché ci credevamo. Confartigianato, solo Confartigianato, ha 350 aziende di serramenti, che parlano di serramenti, fra settore legno e serramenti metallici. Sono una infinità di aziende, sono un'infinità di attori che si stanno preparando e continuano a creare cultura in questo senso. Quindi io vorrei dire che siamo molto più avanti di quella che era la politica o di quella che è la politica anche comunitaria. Cosa potrebbe fare la politica per voi per aiutare queste aziende? Allora, io non mi lamento mai della politica e questo è un mio modo di essere. In realtà quello che chiediamo e che abbiamo sempre chiesto è di avere regole certe.
Poi noi siamo molto bravi ad adattarci, a trovare le nostre strategie, a inventarci come imprenditori, a cavalcare temi importantissimi come quello della sostenibilità, ma dateci delle regole certe su cui muoverci. Cambiare continuamente le regole in corsa, togliere, mettere, incentivi, non incentivi, una volta si può, una volta non si può, questo crea una gran confusione. Quindi la stabilità è quello che ci aiuterà. Immagino che concorda lei, Filippo, come responsabile dell'area economica. Qual è un altro grande settore, oltre appunto a quello della casa, che sta subendo una maggiore trasformazione secondo lei in questo senso? Se rimaniamo appunto sulla normativa ambientale che correttamente è stata richiamata, al famoso Green Deal europeo con tutte poi le sue declinazioni settore per settore, certamente il comparto della moda è uno dei settori che per primo è interessato anche dal prossimo anno da alcuni nuovi obblighi proprio sul tema anche della raccolta e quindi del recupero poi dei tessili, quindi prima di tutto dei capi di abbigliamento, quindi è il settore della moda naturalmente con tutte le sue merceologie poi specifiche, quindi abbigliamento ma anche calzature evidentemente, che ha chiaramente al proprio interno diverse filiere produttive, perché non si parla solo di tessuti, si parla anche di componentistica, quindi di parti metalliche, di parti di chimica, di gomma plastica naturalmente, quindi tutto il settore chimico. Esiste una sostenibilità anche dei processi? Assolutamente sì, e quindi non bisogna concentrarsi solo sul prodotto in sé, quindi sul singolo pezzo, diciamo così, bisogna sempre adottare una visione di processo, proprio perché oggi sostenibilità significa appunto ripensare, quindi riprogettare un prodotto dall'inizio e quindi pensarne anche il fine vita naturalmente e rendere il più possibile facile disassemblare, smontare, disaccoppiare tutte le componenti, per esempio di una scarpa che normalmente, anche le sneakers che comunemente indossiamo, hanno almeno una centinaia di componenti. Questo è un mondo estremamente affascinante che mi riprometto insomma, di tornare a toccare. Appuntamenti a breve? Appuntamenti a breve, molto a breve, nel senso che il 17 di luglio, mercoledì 17 luglio alle 17:30 in sede Confartigianato, Piazza delle Istituzioni a Treviso, iniziamo un ciclo di incontri, un percorso dedicato proprio ai materiali innovativi e sostenibili, non solo in edilizia, iniziamo con le vetrate, i sistemi oscuranti, gli elementi di facciata e quindi rivolto in primis a tutto il mondo dei serramentisti ma anche dell'edilizia nel suo complesso, ed è il primo di un ciclo di 6 appuntamenti di qui fino a fine anno che realizziamo in collaborazione con Galileo Visionary District, che è il parco scientifico tecnologico di Padova, che al proprio interno tra le varie divisioni ha una divisione che si occupa appunto di materiali, una grande materioteca fisica e virtuale che assomma quasi 10.000 articoli e che permette proprio alle aziende di andare a ricercare un materiale che deve rispondere a determinati requisiti, quindi deve garantire determinate prestazioni tecniche e di sostenibilità naturalmente, e che permette naturalmente alle imprese interessate anche di andare a scovare materiali che magari sono stati utilizzati in altri contesti, in altri settori, ma con minimi aggiustamenti possono essere benissimo riutilizzati anche in un altro comparto. Perché non esiste innovazione senza ricerca, gli artigiani lo sanno bene. Grazie a Daniela Zanellato per essere stata con noi. Daniela, grazie. Filippo Fiori ancora, sempre ospite gradito, e grazie a voi telespettatori. Noi ci dobbiamo fermare, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi rimando per tutte le notizie della giornata ai nostri telegiornali della sera. Si parte alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.